La 12ª giornata del torneo cadetto andava in scena alla Piani, di fronte due matricole di lusso, Padova e Catanzaro, che ancora una volta hanno ribadito per intero il loro valore e la piena legittimità del posto che occupano in classifica. Ha vinto il Padova grazie ad una prodezza di Fermanelli in zona Cesarini, ma senza nulla togliere ai meriti della compagine biancoscudata, la divisione della posta sarebbe stato il risultato più equo. Infatti il Catanzaro, grazie ad una difesa attenta ed arcigna e ad un centrocampo assai ordinato e mobilissimo, aveva saputo ridurre al minimo i rischi per il proprio portiere Zunico, ribattendo poi puntualmente colpo su colpo. In avvio di partita le due occasioni più limpide per sbloccare il risultato. Al secondo minuto Valigi, a tu per tu con Zunico, sbaglia la mira. All'8° questa conclusione di Chiarella finisce sulla traversa della porta dei Veneti, che si salvano in angolo. Ma subito dopo Padova e Catanzaro si fanno prudentissime e i due portieri non corrono altri seri pericoli, fino al 30° della ripresa, quando Longhi va a terra in area ospite ma rimedia solo un cartellino giallo per simulazione. Poi, a 4 minuti dal termine, Fermanelli regala al Padova 2 punti che servono per scavalcare in classifica il Catanzaro ed insediarsi al secondo posto con Piacenza, Cremonese e Lecce a quota 15. Una prodezza che merita di essere rivista. A qualcuno degli ospiti saltano i nervi per questo brutto intervento su Mariani. Corino, già ammonito, finisce anzitempo sotto la doccia. Avrebbe subito l'opportunità per andare in vantaggio. Ecco l'azione di Ruffini sulla sinistra, il traversone, arriva Valigi che sbilanciato colpisce male, era il secondo minuto. Il Catanzaro risponde subito all'8° con una grandissima opportunità, questo calcio di punizione, attenzione al cross, il colpo di testa di Borello e il pallone che si stampa sulla traversa. Era l'8° minuto, passiamo adesso al 15°, il Padova insiste sempre con Ruffini che imperversa sulla fascia sinistra, c'è questo traversone di Valigi e poi il colpo di testa di Mariani con la parata del portiere Zunico. Al 16° minuto ancora un'azione in area del Catanzaro, c'è questa svirgolata, ne sta per approfittare Casagrande, ma la sua girata risulta troppo alta. Al 27° minuto c'è questo lancio di Palanca, guardate che splendida azione, il pallone arriva per Bongiorni, il tiro risulta poi alto. Al 30° minuto c'è questa bella azione di Tonini, avete visto come ha rubato il pallone, c'è lo scambio adesso con Ruffini. Arriva invece Valigi, ecco Valigi che vede ancora Tonini, gli serve il pallone, Tonini se lo allunga, si prepara il sinistro, lo esplode ma il pallone termina al lato. Al 34° minuto c'è in azione Piacentini, vedete Valigi ha rubato il pallone, Piacentini si destreggia molto bene al limite dell'area e poi c'è anche una leggera deviazione, comunque la parata del portiere Zunico. In chiusura di tempo questo calcio di punizione di Valigi con il pallone al lato. Nella ripresa al 10° minuto c'è subito il Padova in azione, Longhi, Simonini, vedete si destreggia molto bene questa girata e viene poi allontanata con una certa difficoltà mentre il portiere para. Al 13° minuto un'azione corale, ecco il traversone, il colpo di testa di Simonini, il pallone che termina al lato. Si fa vivo il Catanzaro con un calcio di punizione di Palanca e poi subito dopo c'è questo calcio d'angolo che mette ancora in angolo. E passiamo al 24° minuto, c'è in azione di contropiede, vedete ancora Borello, entra in area ma è ben appostato Benevelli. Al 29° minuto c'è un episodio che farà discutere, guardate il passaggio di Simonini, Longhi viene attaccato, messo a terra, per il pubblico è rigore, per l'arbitro no, e dà anche la munizione per simulazione a Longhi, guardate qui. Ma proseguiamo al 35°, in azione ancora il Padova, mentre vedete Longhi che viene ammonito, e in azione ancora il Padova, il pallone è per Simonini che tenta la botta ma la cosa non riesce e finalmente al 41° il gol. Guardate l'azione, Piacentina all'indietro, arriva Fermanelli ed è l'1-0 fra la gioia del pubblico, numerosissimo pubblico biancoscudato. Andiamo a rivedere questa azione che è partita dai piedi di Longhi, si è sviluppata sulla destra con il passaggio a Piacentini, il cross a rientrare, vedete Fermanelli, il gol dell'1-0 e la vittoria per il Padova. E adesso andiamo a sentire le interviste con i due allenatori.